Buona giornata da prealpina.it e buona festa della Repubblica. Tutti in coda verso i laghi. Non facile il traffico questa mattina sull'autostrada in direzione di Varese e di Sesto Calende e Arona. Il sole ha spinto tanti a organizzare picnic e passeggiate in famiglia o con alcuni amici. Ingorghi a partire da Castellanza, dove una corsia resta bloccata per i lavori in corso sulle barriere antirumore, e un altro intoppo si è creato all'altezza del ponte prima dello svincolo di Azzate e Buguggiate a causa di altri interventi sulle strutture in cemento. Alcuni calcinacci sull'asfalto fanno pensare a qualche piccolo cedimento. Una festa della Repubblica un po' in sordina a Varese, nonostante la presenza del prefetto Dario Caputo e del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, accanto al sindaco Davide Galimberti e ad alcuni assessori. Una celebrazione molto scarna e con pochi cittadini, anche a causa della pandemia. A Busto Arsizio il comune ha proposto soltanto il tradizionale concerto svoltosi ieri sera, mentre il comitato antifascista ha attirato molti accanto al Tempio Civico per condividere canti, letture e pensieri. Le parole chiave sono state memoria, resistenza, liberazione, Repubblica, Costituzione, scuola, salute, pace. Al termine, fiori di carta con alcuni pensieri sono stati disposti attorno al centro di promozione della pace vicino al municipio. A Cassano Magnago è tornato a disposizione del centro cittadino il piazzale attorno al monumento in memoria dei caduti, dietro le scuole Dante. I lavori di pavimentazione sono finiti e la festa odierna è stata l'occasione per restituire alla città il parcheggio intorno alla statua eretta nel 1923 in onore dei soldati morti durante la Prima Guerra Mondiale. Nuovi sviluppi sulla tragedia del Mottarone. A quanto pare sabato scorso ci sarebbe stata una lite molto accesa tra il procuratore capo Olimpia Bossi e il GIP Donatella Banci Bonamici, davanti agli avvocati e ai fermati nell'aula per gli interrogatori del carcere di Pallanza. È quanto emerso dopo la decisione del GIP che ha sconfessato le indagini della procura. La lite sarebbe nata per alcune formalità legate ai capi di imputazione e ha creato un clima che non faceva presagire nulla di buono per la procura circa l'esito della convalida. La sera gli investigatori si aspettavano in qualche modo la non convalida del fermo, cui ha fatto seguito la remissione in libertà di Gigi Nerini, Enrico Perocchio e ai domiciliari per Gabriele Tadini. La Bossi aveva firmato 3 fermi ricevendo il plauso dell'opinione pubblica. La Banci Bonamici è ora al centro della bufera e ha ricevuto anche minacce e attacchi sui social. Intanto si continua a lavorare per scoprire la causa della rottura della fune trainante. Secondo i manutentori, la fune si sarebbe staccata dalla testa fusa attaccata alla vettura. Ieri un nuovo sopralluogo del perito. La prossima settimana sarà organizzata la rimozione della cabina. E ci spostiamo a Busto Arsizio, dove si moltiplicano i commenti sull'archiviazione della posizione del sindaco Emanuele Antonelli nella vicenda Coop. Ieri il giudice per le indagini preliminari, Stefano Colombo, ha stabilito che sul sindaco non ci sia neppure l'ombra di un abuso d'ufficio. Ha rigettato quindi l'opposizione presentata dalla Coop contro la richiesta del pubblico ministero Martina Melita, che a gennaio aveva tratto la medesima conclusione sulla vicenda del supermercato di Viale Duca d'Aosta. Secondo l'ipotesi accusatoria del presidente di Coop Lombardia Daniele Ferré, Antonelli avrebbe volutamente ritardato i lavori per realizzare la rotatoria tra il Viale e via Mameli, opera fondamentale per consentire l'apertura del supermercato, inaugurato poi nell'ottobre del 2018. La causa civile è ancora in corso, anzi la prossima udienza è programmata per il 10 giugno. Il versante penale invece è ormai concluso. Dal 1 giugno voli tested Covid da e per New York sono offerti anche da Emirates, che si aggiunge alle compagnie che in questi mesi hanno garantito la rotta seguendo i protocolli approvati dal Ministero della Salute, ovvero Delta, United Airlines e American Airlines. Ma non è solo la Grande Mela a essere protagonista, si registra l'estensione del protocollo ai voli dagli Emirati Arabi. I passeggeri provenienti da Abu Dhabi e Dubai, per imbarcarsi alla volta di Malpensa, dovranno mostrare un risultato negativo al test Covid-19 effettuato 48 ore prima della partenza. Una volta atterrati, potranno sottoporsi a un test rapido che, se negativo, consentirà loro di non doversi sottoporre alla quarantena. Chi invece risulterà positivo dovrà effettuare un periodo di isolamento in un hotel adibito allo scopo. Questa era l'ultima notizia. Prealpina.it vi saluta e vi ringrazia per aver
seguito questa edizione, vi dà appuntamento a questa sera alle 19. Buona giornata.